siamo in aumento, in costante aumento, e quindi siamo sui circa, nel nostro territorio, mediamente 100 contagi al giorno, e quindi siamo un po' preoccupati. Anche nel territorio dell'ULSS 4 l'aumento delle positività preoccupa e attualmente registra una media di 80 contagi giornalieri. Sono 759 le persone positive con picchi maggiori localizzati nei comuni più popolosi dell'area, come Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo. Come rilevato anche nell'ULSS 3 Serenissima, anche nel Veneto orientale aumentano i contagi nelle fasce dei più giovani, con ripercussioni nelle scuole. Abbiamo 44 classi in quarantena, circa 900 bambini, ragazzi a casa, e altri 440 bambini e ragazzi invece in sorveglianza, cioè vanno a scuola ma poi non possono svolgere nessuna attività extrascolastica, devono rientrare. Non sono comunque esclusi gli adulti. A oggi sono 14 le persone ricoverate nell'ospedale di Jesolo, dove è stata aumentata la disponibilità di posti letto di malattie infettive con il conseguente aumento del personale, e 3 in terapia intensiva, 2 a Portogruaro, 1 a San Donà. Sono 357.588 le dosi di vaccino somministrate nell'ULSS 4, di cui 12.930 terze dosi. Circa l'85% della popolazione vaccinabile si è immunizzata con il ciclo di base, mentre altri 28.000 residenti non sono ancora vaccinati. Il nostro appello è assolutamente chi non è ancora vaccinato che si vaccini, prima di tutto per la sua salute e poi per aiutare la comunità a tirare sul muro alla diffusione del contagio. E per chi può fare la terza dose, cioè sono passati 180 giorni dalla seconda dose, di prenotare la sua terza dose. E mentre si lavora sull'entrata in vigore del Super Green Pass, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto lancia l'allarme: per fare più controlli devono darci gli uomini.